Non è un bel periodo per Leo Messi, che dopo essere stato squalificato dalla CONMEBOL per 3 mesi a causa dello sfogo dopo la partita con il Brasile in Coppa America, ora deve fare i conti con un infortunio. La Pulce infatti non partirà per la tournée americana del Barcellona, a causa di un problema al polpaccio destro che dopo gli esami è risultato essere una lesione di primo grado al soleo. Messi sarà quindi costretto a saltare la doppia sfida contro il Napoli fissata per l'8 e il 10 di agosto. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma da quanto riporta il Mundo Deportivo, il giocatore potrebbe essere costretto a saltare anche la prima giornata di Liga contro l'Athletic Bilbao. L'Arsenal ha messo nel mirino Daniele Rugani. Il difensore bianconero era stato cercato dai Gunners già in passato, ma adesso il club londinese sembra fare sul serio e sarebbe disposto a tutto pur di portarlo alla corte di Unai Emery. I tempi della trattativa sono però stretti, considerando che in Inghilterra il mercato in entrata chiuderà l'8 agosto. In caso di offerta adeguata, la cessione di Rugani all'Arsenal rappresenterebbe per i campioni d'Italia in carica un'ottima plusvalenza. Per James Rodriguez l'unica prospettiva sembra essere il Napoli. Il Manchester United ha infatti rifiutato la proposta arrivata dal Real Madrid, che prevedeva il cartellino dell'attaccante colombiano più 27,5 milioni di sterline, in cambio di Paul Pogba. Diverse testate britanniche, tra cui il The Times, riportano che i Red Devils non erano soddisfatti dello scambio. Il prezzo per il giocatore era stato fissato a 150 milioni di sterline e il club non ha intenzione di accettare niente di meno. Buona notizia per De Laurentiis, presidente del Napoli, che può quindi sperare nell'arrivo tra gli azzurri del suo più grande obiettivo di mercato. Sorteggio sfortunato per il Torino nei playoff di Europa League. Infatti, in caso di passaggio del turno contro i bielorussi dello Shakhtar Solirgosk, la squadra granata nell'ultimo turno precedente alla fase a gironi di Europa League affronterà la vincente di Punic Wolverhampton, con la squadra di Premier League decisamente favorita dai pronostici. I Wolves sono una squadra in netta crescita negli ultimi anni e hanno appena acquistato dal Milan Patrick Cutrone. Il Torino però prima dovrà pensare a battere i bielorussi dello Shakhtar Solirgosk.